Doveva essere il viaggio che le riportava a casa per le vacanze di Pasqua. Si è trasformato nella tragedia di una famiglia che ora piange la morte di una ragazza di appena 24 anni. Donika non ce l'ha fatta. 4 giorni di agonia, poi il suo cuore ha cessato di battere. La giovane kosovara era rimasta gravemente ferita nello schianto avvenuto all'alba di sabato scorso lungo la strada Castellana a Padernello di Paese. Un terribile frontale tra la Polo, sulla quale viaggiavano la ragazza e la sorella 25enne, e un camion guidato da un trasportatore veneziano di 35 anni che proveniva lungo l'opposta direzione di marcia. Nello schianto le due giovani erano rimaste entrambe incastrate tra le lamiere dell'abitacolo dell'auto, finita in un fossato fuori strada, e ferite molto seriamente. Le condizioni di Donika in particolare erano apparse subito disperate. Era stata intubata sul posto e poi trasferita d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cafoncello, dove ha lottato tra la vita e la morte prima di cedere, mentre la sorella se l'era cavata con ferite meno serie. La notte stessa dell'incidente le ragazze erano partite da San Michele d'Adige, in provincia di Trento, dove risiedevano, dirette all'aeroporto di Treviso per tornare in Kosovo e festeggiare la Pasqua con i familiari. Poco dopo le 6, quando erano quasi arrivate, il tragico appuntamento con il destino.